Il governatore Luca Zaia, pronto a vendere Palazzo Balbi e trasferire la sede della giunta regionale in un edificio più moderno, meno costoso e più vicino alla terraferma. Non lo considero un tabù pensare pensare di vendere palazzi che ormai sono spopolati e servono solo per la rappresentanza. Insomma, se tu vai in giro per il mondo, io sono stato negli Stati Uniti, vai in Germania o quant'altro, ti ricevono su degli uffici molto high tech, molto moderni, molto vetrate, molto ferro, assolutamente semplici e i palazzi, i bei palazzi veneziani, i nostri ospiti magari glieli faremo vedere portandoli a visitare il Palazzo Ducale o qualche altro palazzo del genere. Non serve averne uno per fargli capire che cos'è Venezia e cos'è la Repubblica Veneta. La nuova sede della giunta potrebbe essere il Palazzo Grandi Stazioni a 2 passi da Piazzale Roma, già di proprietà della regione. In ogni caso, sostiene Zaia, lo storico edificio sul Canal Grande a costi di gestione spropositati su cui si potrebbe risparmiare parecchio. Non è che ci vuole un premio Nobel dell'ingegneria, perché basterebbe pensare a quello che accade nelle nostre case. La casa deve essere piccola, efficiente, ben coibentata, deve puntare al risparmio energetico e tutte le stanze in più che hai sono solo una fonte di costo. Ma la vendita di mobili è solo uno dei punti di un radicale piano di tagli ai costi della macchina regionale che Zaia intende portare avanti in caso di rielezione, a partire naturalmente dalla politica. Diamo seguito a quello che già abbiamo fatto, l'eliminazione dei vitalizi per i nuovi consiglieri, ma pensiamo anche di eliminare i vitalizi anche per chi non è nuovo consigliere. Dall'altro ovviamente taglio dei fondi ai gruppi consigliari in maniera tale che i gruppi abbiano pagato il personale e le spese di funzionamento e poi tutta una serie di verifiche, di attività che vanno nella direzione che è auspicata dai cittadini. Io spero, immagino che poi questa partita sia una partita che si possa portare avanti con tutti i gruppi consigliari a prescindere dalla colorazione politica. Eliminare un vitalizio non è un fatto di destra o di sinistra, bisogna eliminarlo punto e basta.